Lutto improvviso a Sedilo, scompare a 66 anni Mario Melosu, lo storico presidente dei Fucilieri dell'Ardea. Una notizia che ha sconvolto l'intera Sardegna nel cuore delle festività. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi onorare la memoria di chi ha custodito le nostre tradizioni, lascia un like e iscriviti per non perdere i prossimi racconti sulla Sardegna. Melosu, 66 anni, originario di Laconi, era un maresciallo dei carabinieri in pensione e un punto di riferimento a Sedilo. In questa comunità dell'Alto Ristanese era stato scelto per guidare l'associazione dei fucilieri durante la corsa di San Costantino, uno degli eventi più sentiti in tutta la Sardegna. Ma perché la sua figura era considerata così fondamentale per l'Ardea? Grazie al suo passato nell'arma e al suo equilibrio, era diventato il custode della sicurezza e della tradizione a Sedilo. Il sindaco Salvatore Pes lo ha definito un pilastro insostituibile, sottolineando come Melosu abbia dedicato ogni istante della sua vita al servizio degli altri, sia in divisa che nel sociale. La scomparsa di questo 66enne lascia un vuoto incolmabile, non solo a Sedilo, ma in tutto il mondo delle tradizioni sarde. La comunità si stringe ora attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore. È l'addio a un uomo che ha saputo incarnare i valori più nobili della Sardegna: saggezza, coraggio e dedizione totale alla propria terra. L'insegnamento di Mario resterà un esempio per le future generazioni di fucilieri. Conoscevi la figura di Mario Melosu? O hai mai assistito all'Ardea di Sedilo? Raccontami il tuo pensiero e seguimi per restare aggiornato sulla cronaca sarda. Io ti ringrazio come sempre per aver dedicato la tua attenzione al ricordo di un uomo che ha dato tanto alla nostra isola. Ti mando un caro saluto e mando un pensiero sincero alla famiglia di Mario e alla comunità di Sedilo. Alla prossima!